Per la prima volta dal 1976 Radio Libertà vince il microfono d'oro, l'Oscar della radio italiana. Lo vince per i primi 100 anni di questo strumento così straordinario e lo vince grazie a Chilometro Zoom, condotto da Lorenzo Viviani e Antonino Danna. Auguri a tutti noi. We are the champions. Va ora in onda Filo Diretto. Lorenzo Viviani, a te la linea. Grazie, ben ritrovati sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Filo Diretto. Avete ascoltato Frank Zappa dal 1973, Camarillo Brillo, dall'album Overnight Sensation. Il grande Frank che ci accompagna sempre nell'apertura, prima di Chilometro Zoom, adesso di Filo Diretto. Io devo camminare un po' di corsa perché è già un ospite che l'abbiamo fatto tribolare oggi. È stato, diciamo, un'avventura averlo, ma io lo ringrazio veramente per la sua grandissima disponibilità, il dottor Sandro Durando, vicepresidente Unione Territoriale di Confcooperative Piemonte Sud. Buonasera, dottor Durando. Buonasera. Grazie, intanto mi scuso assolutamente, la ringrazio tantissimo per la disponibilità. Ecco, il nostro ospite è qua con noi perché già la scorsa settimana nella rassegna stampa avevamo parlato purtroppo di quello che è successo, del reportage anche che ha effettuato Repubblica sul fenomeno del caporalato nelle Langhe, dato che ne abbiamo a lungo parlato per questo problema del Sud Italia, Centro Italia. Non potevamo mancare naturalmente di portare anche la testimonianza di chi lavora. Fra parentesi, il dottor Durando era proprio il 16 luglio a manifestare, a portare naturalmente la sua voce all'interno proprio insomma di questa battaglia che si sta svolgendo. Ecco, dottor Durando, le faccio una domanda a bruciapelo. Purtroppo un po' il nome è stato buttato nel fango, ma non si può generalizzare. Cosa bisogna fare adesso e com'è la situazione soprattutto? Ma allora, effettivamente la situazione necessitava di una risposta determinata da parte delle parti sociali, quindi il sindacato ha fatto benissimo a organizzare questa manifestazione a cui noi non potevamo non aderire perché ne condividiamo i contenuti, e devo dire che anche in questi giorni tutte le altre organizzazioni datoriali si sono schierate apertamente in un lavoro di sistema che occorre continuare a sostenere, perché non si parte da oggi, ma che bisognerà in qualche modo rafforzare. Ecco, bisogna anche dirsi che nelle Langhe e nel Roero è vero che ci sono anche questi episodi, ma sono molto circoscritti, e devo dire che facciamo i conti con moltissime imprese sane e che operano nella legalità, e proprio per difendere queste imprese sane che bisogna contrastare, no, i fenomeni di irregolarità che si affermano, tanto più in una realtà come Alba, che è patrimonio UNESCO dell'umanità, ecco, no? E che è una realtà ricca, no? E fiorente, molto dinamica sul versante economico. Cosa bisogna fare? Ognuno deve fare la sua parte, ma occorre mettere in campo risposte di sistema. Sistema vuol dire che bisogna lavorare insieme tra istituzioni e parti sociali, sia sindacali che datoriali. Cosa fa Confcooperative, no? Ecco, noi siamo coinvolti in quel territorio da due punti di vista. Uno, perché associamo tutte le cantine sociali del territorio, e come sapete le cantine sociali sono cooperative di conferimento, i conferitori sono imprese che hanno necessità di lavoratori stagionali. Dall'altra però siamo anche espressione di quelle cooperative che offrono servizi all'agricoltura e che spesso sono nell'occhio del ciclone. Cosa voglio dire? Nel nostro territorio sempre di più le imprese che lavorano le vigne si servono di società di servizio all'agricoltura, tra cui cooperative. E in questi anni, in alcuni casi, non pochi casi, molte di queste cooperative o imprese di servizio all'agricoltura, a fronte di verifiche ispettive, hanno evidenziato situazioni di non chiarezza, di vero e proprio sfruttamento. Ora, come cooperative,
rispetto alle nostre associate, che sono una decina, abbiamo voluto dare un segnale di qualità. Quindi evidenziare come le nostre cooperative avevano un'impostazione, un atteggiamento, una risposta rispetto al lavoro stagionale e al lavoro in agricoltura chiaro e nell'ottica della legalità. Quindi abbiamo costruito una relazione efficace col consorzio del Barolo e del Barbaresco, con cui abbiamo sostanzialmente condiviso un contratto d'appalto chiaro e definito. Cosa vuol dire un contratto d'appalto? Un contratto che viene a formalizzare lo scambio di lavoro, di servizi, tra un'impresa agricola e, ad esempio, una cooperativa di servizio all'agricoltura. Ecco, le faccio una domanda. Sì. Le faccio una domanda, dottore. L'unica cosa, ecco, ci potrebbe essere, ora giustamente poi la faccio terminare perché è una cosa interessantissima, anzi io penso che soprattutto in zone, diciamo, d'élite, mi faccia passare questo tema, dove possono essere un laboratorio anche poi da riuscire a trasformare come atto concreto, non solo lì ma in altre zone d'Italia, ma molte volte nel mondo dell'agricoltura soffre del problema sicuramente della reperibilità della manodopera, ma anche della flessibilità. Flessibilità che non vuol dire sfruttamento, flessibilità che non vuol dire, però proprio sul discorso della vendemmia, ad esempio, viene da pensare molte volte c'è quella flessibilità che non si riesce a trovare. Secondo lei è possibile arrivare a far sì che l'agricoltore, soprattutto per la flessibilità, ora noi condanniamo in maniera senza se senza ma qualsiasi tipo di caporalato e non c'è giustificazione, però sembra quasi che tante cose, prima di tutto il costo di produzione è la cosa primaria, uno dice dove taglio, taglio lì, stupidamente ma lo fa, e altre cose magari anche nella reperibilità, cioè nel fatto di avere una persona in un tal giorno e quindi affidarsi a una persona che ti porta una persona in tal giorno. Un mondo più flessibile ma più certificato, secondo lei si può fare o è la strada sbagliata? Io ritengo che si possa fare, è un'esigenza per tutte quelle lavorazioni in cui tu ti confronti con dei prodotti deperibili. È chiaro che se ti piove tutta la settimana, poi è un giorno libero per la raccolta, quel giorno devi anche essere nella condizione di superare le 8 ore di lavoro, no? Certo. Cioè bisognerebbe trovare delle risposte, no, che sappiano sintonizzarsi sulle esigenze naturalmente delle imprese. All'interno di una cornice, come ci siamo già detti e ripetiamo, della chiarezza, della legalità e del rispetto del lavoratore. Però è chiaro che esigenze di flessibilità sono necessarie e bisogna costruirle insieme, no, con le forze sindacali. Ecco. Questo è l'indirizzo. Ecco. Bisogna superare certe visioni troppo ristrette e rigide che penalizzano tutti, l'impresa, il lavoratore e le produzioni. Secondo lei la legge sul caporalato, che comunque devo dire l'ho vissuta anche da parlamentare nella scorsa legislatura, è stata approvata la scorsa, io però insomma ho osservato gli effetti nella legislatura passata, secondo lei avrebbe bisogno di una giustata? Perché molte volte si va a non so, a vedere delle cose importanti come le scarpe antinfortunistica e poi ci sono delle finestre enormi dove si trovano delle zone di oscure, mi viene da dire, perché poi quando il caporalato agisce in forma violenta con persone magari loro stesse, magari diciamo o immigrati regolari o stranieri che a loro volta schiavizzano i loro connazionali, quindi è proprio un'attività criminale che si instaura. Ecco, secondo lei si potrebbero utilizzare dei diversi strumenti, si potrebbe aggiustare, oppure è una legge, diciamo, che va tenuta scritta sulla pietra senza modifiche? Ma allora, le leggi sono importanti, bisognerebbe capire cosa non effettivamente ha funzionato, ma io ritengo che la legge ha una funzione cornice. Se non c'è un territorio che sa interpretarla correttamente, ecco, certi episodi si ripeteranno. Io trovo che solo nella misura in cui i territori riescono a organizzarsi in modo puntuale, questo vuol dire che tra organizzazioni datoriali, organizzazioni sindacali e istituzioni, no, si collabora per arginare questi. Come si possono arginare? Se noi poniamo in chiarezza l'incontro domanda offerta, le relazioni, le soluzioni abitative, questi fenomeni in parte si sgonfiano, perché effettivamente sono al di fuori della cornice accolta e promossa dal territorio stesso. Questo si è verificato in modo puntuale su un'altra area del
Bellunese, su cui da anni lavoriamo insieme, che è il tavolo della frutta del distretto della frutta di Saluzzo, dove grazie alle sollecitazioni partite dal comune di Saluzzo si è formata una squadra di comuni e un tavolo tra le realtà imprenditoriali che hanno impostato un vero progetto di qualità che si basa, no, sull'accoglienza diffusa per i lavoratori del territorio, che in genere sono lavoratori che arrivano da realtà lontane in questa fase perché non ci sono più lavoratori italiani, quindi tutti stranieri, che spesso, non avendo reti sul territorio, non trovano delle soluzioni abitative adeguate e non sempre le piccole imprese sono nella condizione di offrirle. In questo caso 10 comuni si sono offerti nell'organizzare un sistema efficace di accoglienza abitativa che ha anche un contributo da parte delle aziende e dei lavoratori, versando delle quote che sostengono, no, l'organizzazione di questa iniziativa, che avviene sia in alloggi istituzionali sia in container abitativi, grazie anche al supporto della Regione Piemonte, che dà dei contributi alle imprese e ai comuni nell'organizzare questa sistemazione abitativa. Se noi guardiamo qual è l'indicatore che ci dice che c'è stato un salto di qualità, negli ultimi 10 anni, se noi andiamo a verificare le assunzioni registrate dal centro per l'impiego, sono decisamente aumentate. Noi abbiamo più di 5.000 assunzioni di lavoratori stagionali in quel sito agricolo, mentre alcuni anni fa erano decisamente di meno. Quindi è un problema che è venuto alla scoperta. Certo, ci sono ancora situazioni di occupazione abusive, ma se noi pensiamo che 100 persone che occupano abusivamente degli spazi su 5.000 lavoratori sono situazioni decisamente più contenute. Certo, è evidente, in un comune di 5.000 o 10.000 abitanti, avere 10 o 20 persone che dormono sotto i portici o occupano una casa oramai dismessa, il dato pubblicamente è evidente, ma è decisamente contenuto rispetto al fenomeno complessivo. Analogamente si può fare sul territorio albese, perché ci sono tutte le condizioni ottimali per farlo, perché c'è un sistema istituzionale attento e anche delle organizzazioni di categorie disponibili a investire. Ecco. Assolutamente, io la ringrazio veramente per il suo contributo, anche perché diciamo non è facile parlare neanche di queste cose, perché molte volte, mi dica se sbaglio, si generalizza molto e soprattutto in una situazione in cui si hanno dei prodotti d'élite, giornalisticamente, non voglio accusare nessuno perché comunque i fatti vanno raccontati e sono stati anche dei fatti molto gravi, però si tende un po' a generalizzare per, insomma, non dico infangare, però per rendere più sensazionale, diciamo, il titolo, e quindi invece bisogna, insomma, mettere i puntini sulle i, non nascondere la polvere sotto il tappeto. Mi sembra che la sua esposizione sia proprio quella di un'associazione datoriale che vuole affrontare con coraggio il problema e però naturalmente fa anche dei forti distinguo. Io la ringrazio veramente, dottor Durando. Grazie a voi, noi siamo a disposizione per illustrare le cose che facciamo, ci rendiamo conto che ci sono a volte delle difficoltà e delle situazioni da superare, ma siamo nella direzione di volerle affrontare in modo determinato. Ecco. Assolutamente, penso che questo sia lo spirito giusto. Ringrazio il dottor Durando, vicepresidente dell'Unione Territoriale Confcooperative Piemonte Sud. Grazie, alla prossima. Grazie, arrivederci. E allora, passiamo dalle langhe. Io mi scuso con i radioascoltatori perché è stata, diciamo, un'entrata in scivolata subito a parlare di un argomento anche, diciamo, abbastanza pesante, però anche per i problemi tecnici che abbiamo. Intanto ricordo i numeri, uno di questi in sovrappressione, vediamo se riesco a leggerlo, piccolino come è scritto, 34067 096959, il numero WhatsApp per mandarci le zappe. Non chiamateci oggi, non chiamateci perché i telefoni di Radio Libertà in questo momento sono fuori combattimento, quindi non potete chiamare per insultare il sottoscritto, però se volete insultare me o Antonino Danna, anche Antonino Danna, perché non c'è ma la sua presenza si fa sempre sentire, perché me lo porto vicino. Adesso metterò un cartonato di Antonino, me lo porterò vicino nel cuore anche per le prossime puntate. Potete scrivere a questo numero che vi ho appena detto di WhatsApp.
Sono le 18:27, abbiamo una sorpresa anche per la seconda parte che vi comincio a far pregustare, perché avremo il nostro grande amico, l'ho rubato direttamente a Cainarca e Antonino, avremo Carlo Cambi. Perché? Perché c'è stato un fattaggio, e naturalmente non possiamo non parlarlo, è stata la rielezione della nostra amicola Ursula von der Leyen. Quindi, dato che sappiamo i rapporti che ci sono stati con l'agricoltura, parleremo di agricoltura, parleremo in generale di cosa significa questa rielezione. Quindi avremo il nostro amico Carlo Cambi che la commenterà in diretta per le 18:40 circa. Ora sono le 18:28. Intanto vi voglio ricordare di un tema che non abbiamo lasciato. Intanto, scusatemi, fatemi ricordare di ringraziare la nostra Lina Fiordalisi, che è quella nostra insomma rassegna stampa ufficiale agricola per Radio Libertà. Quindi veramente un grandissimo abbraccio e ringraziamento a questa donna speciale che in maniera del tutto gratuita ci dà un sacco di informazioni tutte le settimane per portare l'attualità su queste frequenze. Sono 18:29 e poi un'altra cosa che volevo ricordare, non l'ho detto la prossima settimana, mi raccomando, sempre attenti all'etichetta, sempre attenti a comprare Made in Italy anche in questo caso, e soprattutto prodotti che sono certificati anche dal lavoro. Ricordiamo che c'è il fenomeno del caporalato, ma i prodotti italiani al 98, anzi 99,9% producono da filiere etiche, da lavoro pagato e pagato in maniera giusta e senza lo sfruttamento dei lavoratori. Quindi cerchiamo sempre di comprare italiano, anche un modo per evitare questo fenomeno, perché è un gatto che si morde la coda. Si vuol fare con concorrenza a paesi che producono con più bassi costi di produzione, e molte volte sbagliando, lo ripetiamo sempre, sbagliando, gli agricoltori si buttano nel tunnel del caporalato per avere quel costo di produzione, diciamo, in meno, e che è l'unica cosa che si riesce a livellare molte volte. Quindi compriamo italiano, che diamo una mano anche a mettere alla corda questo fenomeno terrificante del caporalato. 18:38, vi lascio con un amico, purtroppo scomparso ormai da tanti anni, che è Miles Davis, Tutu, dal 1986. A tra poco.
Sempre più liberi, con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Lorenzo Viviani a te la linea. E siete sempre su Filo Diretto su Radio Libertà. Abbiamo in questo momento avuto, insomma, sapete che c'è questo grande disastro informatico, non l'abbiamo detto in apertura, una notizia che sto leggendo adesso su TGCOM24. Anch'io oggi purtroppo sono stato vittima di questo disastro informatico, perché mi sono ritrovato con che non riuscivo neanche a rinnovare l'assicurazione. Vi leggo il titolo: TGCOM24, guasti informatici in tutto il mondo per un software di cybersicurezza, CrowdStrike, identificato e isolato il problema. Questa è la loro dichiarazione. Dagli USA all'Europa, stop ad aerei e treni, effetti sulle banche. Le compagnie aeree USA bloccano tutti i voli, fermi gli scali di Berlino e Sydney, problemi in Spagna, 50 voli cancellati all'aeroporto di Fiumicino. In Gran Bretagna stop ai treni. All'origine dei problemi ci sarebbe un aggiornamento, esclusa l'ipotesi dell'attacco hacker. Questa, ad esempio, è una bella domanda che ci deve far riflettere. Ormai abbiamo abdicato completamente ai servizi informatici, come è giusto che sia, però vedete, manca un backup, manca diciamo qualcosa di sicurezza che agisca nel momento del bisogno. Questo antivirus, da quanto sembra, e l'aggiornamento di questo antivirus ha mandato in crisi mezzo mondo, e facendo perdere, fra parentesi, insomma, punti, banche, media e trasporti stanno attualmente subendo importanti interruzioni sul piano informatico. Le compagnie aeree statunitensi hanno imposto uno stop globale per tutti i voli da loro operati. Problemi anche in Spagna, fermi gli aeroporti di Sydney e Berlino, come dicevo prima. Questo è dovuto proprio a questo, diciamo, questa compagnia che lavora con Microsoft, che è questa CrowdStrike, che ha annunciato di aver identificato e isolato il problema. Quindi potete pensare, insomma, in che situazione. E vi dico, anche oggi, proprio di fronte all'aggiornamento, dovevo rinnovare l'assicurazione che mi stava scadendo, e mi sono ritrovato che l'assicuratore, poveretto, non riusciva a entrare nel portale, tutto bloccato. Vi leggo WhatsApp che sono arrivati al nostro numero, che voglio sempre ricordare, 34067 09 659. Questo ci arriva da Cesare. Vedendo che le cappe dell'eurodittatura, sempre le stesse, hanno volutamente ignorato le giuste proteste dei lavoratori e degli imprenditori agricoli estese in tutta Europa, chiediamo a tutti, anche ai consumatori, di aiutarci a difendere l'agricoltura e gli agricoltori e i prodotti agroalimentari italiani. Cesare, sì, certo, assolutamente. I consumatori hanno un ruolo, Cesare, fondamentale, e molte volte non ce ne rendiamo conto e siamo alquanto stupidi in questo, perché poi ci riempiamo la bocca col Made in Italy, poi quando andiamo a fare la spesa, magari neanche per tanti motivi economici, però per la fretta di arrivare lì mettiamo nel carrello quello che capita. E invece un occhio all'etichetta, e stando attento anche ai prodotti trasformati, così anche le varie multinazionali della trasformazione, le grandi aziende della trasformazione stanno più attente, perché quando li lasciamo magari una salsa di pomodoro con pomodoro non certificato, e compriamo invece quella che dichiara che viene da un'agricoltura italiana, da produttori italiani, magari diamo veramente un aiuto, perché poi la scelta naturalmente poi di chi trasforma ricadrà su naturalmente i prodotti italiani. Io chiedo in regia se abbiamo ancora il nostro amico Carlo Cambi in collegamento. No, prova a purtroppo non chiamare. ancora. Non ancora? No, ancora si deve connettere. Ah, bene, bene. Allora, intanto comunque cominciamo già a parlare, e invito naturalmente gli ascoltatori, senza scatenare naturalmente rivoluzioni su Radio Libertà, ma penso che non saranno, chi ascolta Radio Libertà non sarà contento di questo ennesimo inciucio che è avvenuto purtroppo ieri a livello europeo, in cui paradossalmente la von der Leyen, oltre che a guardare naturalmente al Partito Popolare, che l'ha sostenuta comunque anche nella scorsa, diciamo, legislatura europea, ha guardato all'estrema sinistra e Verdi, dandogli alcuni accontentini anche nei discorsi che ha portato naturalmente in agenda, nella futura agenda proprio della Commissione, e quindi si è spostata ancora più a sinistra. E questo, devo dire la verità,
dando paradossalmente come succede molte volte in maniera assurda, il potere mettendo al governo le forze che in un certo modo erano sconfitte. Il voto popolare che va sancito anche, fatemi dire, grazie al voto sotto la scorta delle proteste degli agricoltori, dei pescatori, di chi produce e che ha in questi anni visto veramente in maniera torva la comunità europea. Perché lo affamava, perché quando tu vai a dire in Olanda che devi abbattere i capi animali perché le vacche olandesi, gli allevamenti olandesi producono troppo CO2, quando tu vai a pagare l'agricoltore comunque in maniera sempre, diciamo, non sostanziosa, ma vai a pagare l'agricoltore per non produrre, quando te ti inventi queste cavolate green che paradossalmente aiutano sì magari in un percorso green, ma distruggono il mondo produttivo europeo e soprattutto non ne fanno eliminare quel gap di concorrenza che c'è con gli altri paesi, perché vedete, io sarei molto contento di vivere in un mondo green, però allora tutto quello che deve entrare nel nostro paese dovrebbe essere green in uguale misura. Invece purtroppo questo doppio pesismo fa sì che deindustrializziamo completamente il nostro paese. Fra parentesi, con Carlo, quando riusciremo a collegarci, volevo parlare anche di un'affermazione molto pesante, perché la nostra Ursula, chiamata simpaticamente Frau Blucher, di Frankenstein Junior Memoria, dal nostro amico Carlo Cambi, ha fatto anche delle affermazioni abbastanza pesanti, mi viene da dire, perché quando tu dici che di avere un taglio delle emissioni del 90% entro il 2024 in Europa, quando hai paesi che aumentano di 300, come è successo quest'anno, 360 milioni di tonnellate. Questo è solamente l'apporto maggiore che ha avuto in termini di CO2 la Cina nel 2023, perché mentre noi andiamo a farci tutto un ragionamento fantasmagorico, siamo super ecologisti, vedo che Carlo cerca di mettersi in linea con noi, quindi prova a chiamarlo, Andrea. Quando noi proviamo a fare tutti questi ragionamenti fantasmagorici, no, dobbiamo abbassare le emissioni e ci impegniamo per togliere quel piccolo punto percentuale, abbassando quella percentuale, poi abbiamo dei mostri giganti come possono essere i BRICS, comunque la Cina in testa, che buttano tonnellate, milioni di tonnellate di CO2, questo gas alterante in atmosfera. Quindi di cosa stiamo parlando? Di niente. Eccolo, grazie. L'abbiamo rubato direttamente a Cainarca, Antonino Danna, e stasera è qua con noi. Grazie Carlo di essere in linea, so che sei in viaggio, quindi... Lorenzo, non attivo la telecamera perché sto guidando, ma ci possiamo parlare, ok? Grazie assolutamente. Io ti ringrazio per essere, insomma, sulle magiche onde di Radio Libertà, come dice l'amico Antonino. Guarda, avevo già iniziato. E diciamo una cosa, che anche te ce l'hai d'oro. Detto da un super giornalista come te, veramente è un grandissimo complimento. Comunque, Carlo, avevamo già iniziato a parlare di un argomento, insomma, la tua amica Frau Blucher, insomma, ha colpito ancora. Sarei contentissimo. Hai brindato ieri sera alle elezioni. Ma certo, perché se no mi veniva meno la rubrica, capito? Ora io con Ursula sto a posto, perché il castello Ululì è Ursula Ululà. Ecco, raccontaci. Devo dire che è il peggiore schiaffo che si potesse dare alla democrazia di questa accozzaglia che continuano a chiamare Unione Europea, ma che non si capisce più né che cosa voglia essere, né a che cosa serva. Parliamoci chiaro. Cioè, tu non puoi fare un programma, diciamo, di governo, chiamiamola, anche se mi pare pretenzioso chiamarlo programma di governo, rinnovando il caposaldo di politica che è stato bocciato dagli elettori. Perché se c'è un partito, un raggruppamento, un'idea, un'azione politica che è stata bocciata clamorosamente nelle urne delle europee, e questo giudizio vale dalla Lapponia a Cipro, è il Movimento Verde. Ecco, lei si presenta e dice: amici miei, come nulla fosse, entro il 2024 noi dobbiamo arrivare ad emissioni
zero. Ecco, a me questa cosa qui mi manda fuori dei gangheri, non so a voi. Assolutamente, ma insomma ci ritroviamo al governo che ha perso le elezioni, quindi è assurdo a livello di commissione, ma infatti proprio questa dichiarazione del 2040, 90% di emissioni in meno, a parte che abbiamo dei giganti nel 2023, Carlo, la Cina che butta nell'atmosfera 360 milioni di tonnellate in più, il 2023 l'anno con più alte emissioni, ma l'Europa cosa si vuole castrare da sola? Cos'è? Un atto di... Non lo so. Secondo me è un atto di sottomissione, sia politica che tecnologica. È una cosa che successe anche ai romani, ai latini, quando decisero che dovevano liquidare l'impero. Successe esattamente questa cosa. Si fecero sudditi di coloro i quali li avrebbero poi invasi. Perché? Ecco, a me pare, l'ho detto ultimamente in una trasmissione di un talk show di quelli televisivi, insomma, di quelle robe un po' strane che si fanno la mattina, ho detto, ma scusate un attimo, fatemi capire, noi stiamo dicendo che ci piace dare alla Cina un'opportunità, consegnandole sostanzialmente le chiavi del nostro come posso dire, sviluppo, se di sviluppo si può parlare, quando loro per soddisfare le nostre richieste inquinano il 40% in più di prima. Cioè, che cosa stiamo facendo? Noi stiamo regalando alla Cina un primato tecnologico, gli stiamo regalando dei quattrini tanti, consentendo a loro di inquinare di più perché noi vogliamo inquinare di meno. Se pensa all'assurdità del motore endotermico, no? Allora, il motore a scoppio, il brevetto del motore a scoppio è un brevetto che è successivo al brevetto del motore elettrico, ok? Fatti conto che il brevetto dell'elettrico è, mi pare, del 1837, e il brevetto del motore a scoppio di Benz è del 1869-70. Allora, se il motore elettrico è stato inventato prima, ok, ma non ha avuto successo e è stato battuto dal motore endotermico, ci sarà una ragione, no? È molto più semplice, fra parentesi, a livello ingegneristico. Esatto, costa di meno. Certo. Costa di meno, ci sono meno pezzi in giro, meno attriti, insomma c'è tutto un ragionamento che noi possiamo fare, no? Ma perché allora l'endotermico ha vinto la corsa con l'elettrico? Per un motivo molto semplice, che l'endotermico si porta dietro la riserva di energia e la rende disponibile in qualsiasi momento, ok? Noi per andare avanti pigliamo la tecnologia vecchia e facciamo finta che sia una rivoluzione, facendo guadagnare chi? I cinesi. Assolutamente d'accordo. Poi, guarda, faccio anche un altro ragionamento. Se domani mattina si aprisse ai biocarburanti o ai carburanti sintetici, se naturalmente ci fosse un'economia di scala, ci ritroveremo di fronte magari a un motore endotermico a emissioni zero, perché nella procedura il biocarburante e il carburante sintetico dovrebbe, insomma, compensare dalla produzione all'arrivo. C'è una qualche differenza tra il fuel e il fuel, Certo. Il fuel è una roba tutta sintetica di cui detiene, tra virgolette, il monopolio la Germania. Il fuel invece è una roba molto agricola di cui detiene la tecnologia l'Italia, tant'è vero che la signora von der Leyen aperto giustamente ha aperto a quello tedesco e ha chiuso a quello italiano, perché siccome siamo l'Unione Europea tutti insieme, no? Ci vogliamo bene, ma scusa la parentesi,
No, ma Continua assolutamente, il tuo ragionamento. assolutamente no, ma il ragionamento è semplice, che un motore che deriva comunque da combustibili che hanno emissioni nel loro ciclo di vita, perché uno fissa, ad esempio, dall'agricoltura fissa la CO2 e quindi praticamente diciamo le emissioni si compensano, poi abbiamo la macchina elettrica che se domani mattina non arrivi e non arriverai alla percentuale di rinnovabili va con il carbone alla fine dei conti, quindi ci ritroviamo veramente in una situazione anacronistica, ma con la macchina elettrica, così salviamo le apparenze. Aspetta, la cosa straordinaria è che ci dicono le energie sono rinnovabili, sì, ma le risorse con le quali fai le batterie no. Certo, Cioè, assolutamente. per paradosso, il motore a scoppio endotermico, se lo alimenti a biometano, per dire, o a biodiesel, no? Mettiamola così. Il biodiesel è un carburante praticamente neutro dal punto di vista ambientale, ok? Mhm. La macchina, il motore endotermico, una volta che l'hai fatto, è riciclabile all'infinito, perché lo puoi rifondere e quindi fai un altro motore se vuoi, no? Con lo stesso materiale. Le batterie no. Cioè una volta che tu hai estratto il litio che ti serve, tra l'altro mi fanno schiantare da ridere i nostri pidiosi, no? Che si strillano per il caporalato, ma poi del fatto che i bambini congolesi vengono pagati $1 al giorno per fare le batterie dei cinesi, quello va tutto bene, ma lasciamo perdere questa cosa qua. Però quel litio lì, una volta che l'hai cavato, non è che lo rigeneri, lo butti via. Ti faccio una domanda, Carlo. Adesso, naturalmente, lei nel discorso di ieri ha decantato, metteremo il commissario sul Mediterraneo, continueremo alla lotta sul discorso di immigrazione clandestina come se l'avessero fatta fino adesso, invece l'Europa proprio da questo punto di vista non pervenuta. Però, dato che diciamo è l'ora agricola questa, ti chiedo, ma il futuro dell'agricoltura europea, con una commissione tra virgolette spostata con un piede ancora di più, un paradosso, nel mondo green, nel mondo verde, di estrema sinistra, cosa ci dobbiamo aspettare da questa commissione? Ci dobbiamo aspettare una cosa molto semplice, che ho già sentito dire che vogliono pigliare una parte dei fondi della PAC, tenete presente che la PAC significano 380 miliardi in 7 anni diviso 27 paesi, cioè un cappero, per tanto per capirci. Vi faccio notare che il programma Food degli Stati Uniti d'America nello stesso periodo di tempo vale 1400 miliardi, giusto perché abbiate la proporzione. Pare che leveranno dei soldi dalla PAC per comprarsi le armi e cominciare a ragionare dell'esercito comune. Non so se ti è chiaro. Mi viene in mente il povero presidente Pertini che diceva: chiudete le arsenali e aprite i granai. Stiamo facendo esattamente il contrario. Ma a parte questa parentesi pacifica, c'è un dato preoccupantissimo, e cioè che il Nutri-Score, cioè la famosa etichetta al semaforo, tutti i cibi da laboratorio, quindi parliamo delle bistecche clonate, del latte non latte, eccetera, 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 avranno un impulso fortissimo. Un impulso fortissimo, perché sai qual è il sistema per ridurre il contributo agricolo? In maniera indolore, da burocrate di Bruxelles, diminuire le superfici coltivate. Io ti faccio coltivare di meno, ti sfamo con latte di soia che arriva chissà da dove, oppure mi faccio in laboratorio la bistecca clonata, ti dico che la tua azienda ha meno superficie, avendo meno superficie ti do meno quattrini. Questo è il primo esempio di quello che può accadere. Poi può accadere ancora di peggio, perché per esempio hanno bocciato l'ETEA. Ora non vorrei annoiare i nostri amici. No, ma è un argomento che abbiamo toccato parecchie volte, quindi assolutamente. L'ETEA sono l'unica risposta possibile per non cambiare il DNA delle piante, ma diminuendo contemporaneamente la chimica in campo. Sostanzialmente che cosa fai? Abitui la pianta alla malattia, la pianta reagisce, ha un corredo immunitario che le si rafforza, e quando viene attaccata da una patologia o da un insetto sa come reagire. Ma è esattamente un finocchio
è un finocchio, non un finocchio innestato col salmone, vorrei che fosse chiaro. Bene, che cosa ci hanno detto? Siccome questa cosa la fate voi italiani, lasciamo perdere. Perché? Perché se tu fai l'ETEA, allora anche l'argomento della chimica in campo, l'agricoltura pessima, inquinatrice, bla bla, cade. Allora tutto ciò che va veramente in direzione di un'agricoltura massimamente sostenibile viene boicottato, perché il fine ultimo è smettere di produrre in Europa. Dice, ma perché? L'ho detto 1000 volte, lo ridico per l'ennesima volta, così te Lorenzo prendi nota e ai nostri parlamentari ti spieghi che le battaglie da fare sono queste. Esiste un'organizzazione che si chiama Business Council for World Development Sustainable. È animata da tutti i principali attori dell'energia del mondo, ok? Questo World BCSD detiene il 100% delle quote di una organizzazione che si chiama Food Foundation, la quale Food Foundation ha convinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità che serve la dieta mondiale, cioè serve una dieta uguale per tutti. Ma perché serve la dieta mondiale? Perché nel programma di questa organizzazione World Business, con quel che segue, c'è scritto al 9° punto: la terra dovrà essere usata per scopi non agricoli, incrementando la produzione di carne e alimenti da laboratorio e da nutrizione sintetica. Perché fanno questo ragionamento? Perché gli serve la terra per metterci sopra le energie rinnovabili. Dunque, la battaglia non è sulle regole, la battaglia è sulla dimensione di business. Ma se non fosse così, per quale motivo la JBS, che è il primo produttore di carne mondiale, brasiliana, quella accusata di deforestare l'Amazzonia e compagnia cantante, avrebbe messo 40 milioni di dollari nel finanziamento di reattori per la produzione di ciccia sintetica? Cioè, se tu hai i più grandi allevamenti del mondo, sei il primo commerciante di carne del mondo, fatturato 300 miliardi, perché devi andare a produrre la carne sintetica? Ma è molto semplice. Perché sui terreni dove facevi pascolare le mance ci metti le energie alternative e con l'intelligenza artificiale la fame di energia sarà superiore di gran lunga alla fame umana, lucri sulle energie alternative, con quelle alimenti bioreattori, mi vendi la ciccia fatta in laboratorio e con lo stesso pezzo di terra guadagni 3 volte perché hai anche eliminato il contadino che la lavorava. Questa è la prospettiva, e a questa prospettiva la signora von der Leyen ci sta indirizzando, anzi ne è affascinata al punto che è il primo partner di Bill Gates nella sperimentazione dell'agricoltura non agricoltura. Il signor Bill Gates ha 240.000 acri di terra negli Stati Uniti e sai che cosa ci coltiva? Le insalate che hanno già dentro i farmaci. No. Carlo, un mondo veramente che si prospetta molto scuro. Fra parentesi, una cosa che ti sottolineo è che anche nello storytelling e in quello che arriva al nostro paese sembra che il grande sia sempre sbagliato. Se ci fai caso, anche quando parliamo di diminuzione di superfici coltivate, quando si parla dell'agricoltura, ma anche della pesca, te lo dico da pescatore, è sempre la dimensione d'elite. Ah, ma ci vuole il prodotto di qualità. Invece bisogna
penso, sfamare anche le popolazioni, quindi ci vogliono i campi agricoli, viva i campi agricoli, viva le distese dell'agricoltura. Io devo fare... Dimmi. No, fai la pausa, vai con la pausa, 30 secondi e ci risentiamo subito con Carlo Cambi. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Lorenzo, a te la linea. Allora, siamo di nuovo in collegamento con Carlo Cambi. Carlo, ti faccio finire e poi ti faccio una domanda, vai. Fammi dire dal livornese, quindi da uno che è nato, che ha mangiato pane e salmasso da quando è nato, quindi per questo io e te ci abbiamo anche del feeling, che c'è un altro tema fondamentale. Continuiamo a dire che la pesca è depredazione del mare, ok? Come se il Mediterraneo, come se i pesci sapessero se chi li pesca è un siciliano, un livornese, uno spezzino o un tunisino. Ma tu pensa all'assurdità. Allora, sai meglio di me questa storia. Stiamo costruendo delle regole per la pesca tali per cui i giapponesi, i tunisini, gli algerini, i libanesi possono fare nel Mediterraneo quello che vogliono, gli unici che non possono pescare sono gli italiani. Avendo noi una tradizione di pesca che non è una pesca di predazione, ma è una pesca pelagica, cioè la pesca dell'acciuga, è la pesca dello sgombro, è la pesca del pesce spatola, è la pesca dei pesci poveri. Ma perché fanno questo? C'è un motivo. Perché il principale partner della signora von der Leyen, che sono gli olandesi, i norvegesi, gli svedesi e i finlandesi, se tu continui a fare la pesca artigianale, non hanno spazio di mercato per i loro merluzzi e per i loro salmoni. Certo. Allora bisogna cominciare ad occuparsi delle grandezze economiche, smetterla di ragionare per slogan e cominciare a pesare le attività. Assolutamente. Capisci cosa voglio dire? Sì, assolutamente. Fra parentesi, io penso che molte volte, e questo purtroppo anche, diciamo, la filiera non è lungimirante su questo, perché poi purtroppo siamo sempre un paese che, pur essendoci grossi quantitativi di specifiche in mare, importa tantissimo perché ci fissiamo su poche specifiche senza mangiare quelle specifiche che ci avevano insegnato i nostri nonni. Però in tutto questo occupiamo delle nicchie di mercato che non riescono a essere ancora prese dal diciamo grandi gruppi, perché i grandi gruppi non riescono a farti la pesca come facciamo noi, non riescono a trovare, e quindi praticamente come fai? Non ti posso battere dal punto di vista della concorrenza, allora vado a demonizzare un intero settore e cerco di farlo scomparire, perché alla fine ti abbatto con la forza delle regole, con la forza delle regole. Capito? Basta pensare che i paesi del Maghreb, caro Carlo, vanno a pescare ancora con le famigerate spadare, e quindi insomma in barba a tutti i regolamenti europei anche di vecchia data, quindi insomma. Ma tu immagina uno che ha una barca da 20 metri, non di più, che oggi deve avere la telecamera a bordo, il grande fratello che lo spia per determinare come pesca. Ti faccio una domanda: ma il cinese che sta depredando tutto l'Atlantico c'ha la telecamera a bordo? Io invito ci sono delle applicazioni, caro, ci sono delle applicazioni che se tu vai a scaricarti, vedi le flotte, è bellissimo, è interessantissimo andarsi a vedere le flotte che pescano, a parte la maggior parte ce l'avranno staccato, ma le grandi pescherecci che pescano di fronte alla Costa d'Avorio, all'Africa, sono tutti ormai di nazionalità. Prima erano europei che andavano a pescare, adesso sono tutti cinesi, e molte volte proprio da Suez e da
Gibilterra, perché vengono su dalla Cina, passano intere flotte di pescherecci cinesi che vanno in quelle zone che sono ultra pescose a depredare anche le risorse ittiche, diciamo, indifferenti ai paesi. Comprando, cosa che a cui l'Italia non presta mai attenzione, i mercati ittici. Si stanno comprando le basi logistiche, ok? Quando tu metti insieme la capacità di pesca, la capacità di stoccaggio e la capacità di commercializzazione, mi dici il tuo povero pescatore di Sanremo, nonostante abbia i suoi meravigliosi gamberi rossi, dove cazzo va? Assolutamente d'accordo con te. Carlo, però ecco, usciamo dal tema agricolo, ti faccio una domanda, perché secondo me uno dei temi, e non possiamo non parlarne perché abbiamo la guerra in casa, prima dicevamo alle porte, ma ce l'abbiamo in casa praticamente. Ecco, la grande bocciatura della von der Leyen doveva essere proprio sulla diplomazia, la diplomazia europea che non è esistita, eppure insomma è riconfermata, ha riparlato anche dei rapporti con Russia e Ucraina. Ma come ce lo spieghiamo tutto questo? L'Europa, nessuno si rende conto che l'Europa è stata veramente la vera vittima di tutto questo conflitto, non di vittime civili purtroppo, ma politicamente nella sua è stata inesistente sia nell'evitarlo sia nel gestirlo il conflitto. No, ma aggiungo che l'Europa ha obbedito alle esigenze contrastanti e contrapposte di Germania e Francia, e lei rimane in sella per obbedire a queste esigenze contrapposte, mica per altro. Cioè, la cosa stupefacente è che noi stiamo piegando gli interessi di 27 paesi, no, alla sopravvivenza di due governi, quello tedesco che, come sai, è per le buche perché stanno litigando continuamente, stanno litigando continuamente i verdi e i liberali, eccetera, eccetera. Vabbè, stanno litigando come pazzi. E un governo francese inesistente grazie alla follia di Macron e al voto che i francesi hanno espresso. Ecco, noi abbiamo costruito la diplomazia europea, ammesso che si possa parlare di diplomazia europea, esclusivamente sulle spinte contrapposte di questi due paesi, che ci hanno portato al disastro internazionale. La cosa folle è che invece di cominciare a domandarsi ma quale rapporto dobbiamo avere all'interno dell'Alleanza Atlantica, no? Con il tema della possibile, probabile elezione di Trump, e quindi il riposizionamento dei rapporti di forza, noi ci stiamo augurando che perda Trump. Cioè non stiamo ponendoci il tema qual è il posto che spetta all'Europa nel nuovo ordine mondiale che peraltro Xi Jinping ha disegnato non più tardi di 3 giorni fa al plenum del Partito Comunista Cinese, del quale non si è occupato nessuno in Italia, vorrei capire perché, ma vabbè, lasciamo perdere. Lui dice dobbiamo costruire un mondo sinocentrico. Allora è evidente che se lui pensa a un mondo sinocentrico, dall'altra parte dell'Atlantico ci sarà qualcuno che gli vuole rispondere, e questo qualcuno sarà Donald Trump. Noi rischiamo per questa cieca adesione ad un atlantismo che da parte nostra non ha espresso nessuna capacità di condizionamento diplomatico, di diventare il maggiordomo di due superpotenze che si faranno la guerra annientandoci. E questo semplicemente perché Macron e i francesi, avendo la bomba atomica, pretendono di avere la leadership militare dell'Europa, e questo perché la Germania, per i suoi porci interessi, non vuole sfidare la Cina. Ecco, la signora von der Leyen è il punto di equilibrio di questi due disastri. Mi sembra che, insomma, quindi non ci prospetta anche sul fronte, diciamo, della guerra e della politica internazionale. No, io sono convinto che la guerra finirà, sai perché? Perché Trump ha capito, ma l'hanno capito anche i democratici americani, per la verità, che la Cina, per interposta pressione di Putin, tende ad allungarla perché gli serve di tenere impegnato il fronte occidentale in Ucraina, mentre lei si fa i cazzi suoi nell'Indo-Pacifico.
Ecco una cosa, E scusami Carlo, ti dimmi, blocco, ti faccio una domanda a bruciapelo, però veramente risposta figurati, telegrafica perché ti dobbiamo anche lasciare, starei delle ore ad ascoltarti e penso anche ai figurati. radioascoltatori, però anche te devi continuare il tuo viaggio. Ecco, Sì, si sta cominciando naturalmente a criticare Trump perché all'epoca, diciamo, era stato fautore dei dazi, quindi anche il nostro Made in Italy, diciamo, era stato svantaggiato dalle politiche di Trump. Tu come la vedi questa possibilità, anche tu futura? sai che io sono di formazione liberale e purtroppo ho studiato anche un po' di economia. Quindi per me i dazi sono la sconfitta del libero mercato. Però sono consapevole di una cosa, che il disastro nostro, dell'Italia, e in parte dell'Occidente, ma soprattutto dell'Italia, non è cominciato come siamo tutti portati a pensare con l'euro, che pure è un disastro, ma è cominciato l'11 dicembre 2001, quando abbiamo fatto entrare la Cina nel WTO senza porgli i dazi etici, cioè chiedergli uguali condizioni di stipendio, di libertà, di trattamento degli operai, di orari di lavoro, eccetera, eccetera. Avessimo fatto questo, col piffero che la Cina sarebbe diventata la fabbrica del mondo. Sai qual è il problema che hanno oggi i cinesi? Che hanno un surplus di capacità produttiva del 70% e sono obbligati a conquistare nuovi mercati pena il fallimento del loro modello. Tu pensi che trattandosi dei cinesi loro ci daranno tregua? Mai. E allora a questo punto ti dico, anche se a me i dazi non piacciono, evviva i dazi. Parole sante Carlo, parole sante. Io ringrazio Carlo Cambi perché diciamo te non sei un ospite, sei diciamo un conduttore e un collaboratore, come, non so come definirti, diciamo una presenza, un'anima di Radio Libertà, quindi grazie naturalmente di essere stato con noi. Vi avevo dedicato un pezzo oggi per il chitarrista della settimana, doveva esserci Steve Lorenzo, ti saluto e ti abbraccio. Vai. Ciao a tutti. Alla Ciao prossima. Carlo, ciao Carlo. Ciao. Carlo. Per il chitarrista della settimana ci doveva essere Steve Ray Vaughan con un Riviera Paradise, però naturalmente in onore di Carlo, che purtroppo non so se lo sentirà, mettiamo un pezzo che naturalmente è più in linea purtroppo con quello che è successo ieri e con la chiacchierata con Carlo Cambi. Europa di Carlo Santana, direttamente dal 1976 e dopo Valentina Tepedino.
Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Lorenzo, a te la linea. Grazie Andrea. Allora, naturalmente avete ascoltato, come ho detto prima, Carlos Santana, Europa. Ora passiamo dal tema europeo, anche se naturalmente la pesca c'entra sempre, perché abbiamo un ospite che ormai lo stalkerizziamo tutti i venerdì, è la nostra direttrice di Eurofish Market, Valentina Tepedino, e soprattutto del blog Informare per non abboccare. Me l'ha scritto anche grosso in sovraimpressione, perché l'altra volta mi sono pescato il nome Informare. Quindi, insomma, ciao Valentina! Ciao Lorenzo, no, non l'ho scritto perché tu hai una buona memoria, mangi Buona tanto memoria, pesce, no, no? Come si dice? No. No, perché in realtà appunto il blog è anche un po' uno sportello, perché col movimento italiano casalinghe, che sono migliaia di casalinghe e casalinghi, che in realtà sono tutte persone che lavorano e anche si occupano della casa, perché poi uomini e donne oggi quasi in pochi si possono permettere di riuscire a stare anche solo a casa, quindi abbiamo tante persone che fanno entrambe le cose e che hanno voglia di saperne di più, come dicevi tu, per fare una spesa consapevole. Noi lo ripetiamo sempre nelle vostre, anche nella vostra trasmissione: se non sai, non riesci a scegliere in modo consapevole. È anche il motivo per cui vai di fretta al supermercato, in pescheria, e metti nel carrello quello che capita. Assolutamente, ma poi infatti soprattutto sul mondo della pesca, ora poi ci spiegherai bene, e anche magari i nostri ascoltatori come possono collegarsi, farti le domande e tutto. Io ricordo naturalmente che se avete delle curiosità, purtroppo oggi non ci potete telefonare per il nostro blackout sui telefoni, però potete scrivere in WhatsApp al 340 67 09 659. Ora Valentina spiegherà magari come puoi anche essere contattata nelle tue trasmissioni, naturalmente nella tua attività quotidiana. Però mi viene da dire, sulla pesca e sui prodotti ittici, parliamo di prodotti ittici in generale, è veramente qualcosa ancora di più importante per dare informazioni, perché è veramente un mondo dove la gente o si fida del pescivendolo, del banco del pesce, oppure rischia veramente molte volte di comprare senza sapere neanche cosa prende. Cioè, c'è l'etichettatura, ma non soddisfa per niente. Ora io e te siamo del mestiere, te più di me. E se la maga delle te, penso che una etichetta la vedi, sei una sorta di lettura di codice a barre, sei diventata. Però per una persona normale non è così semplice capire un prodotto da dove arriva, se è fresco, com'è, come non è, se è una specie del Mediterraneo, se è una specie di fuori. No, ma guarda Lorenzo, hai ragione, e a me piace molto collaborare, in questo caso anche con la collaborazione col Movimento Italiano Casalinghe, con questo progetto. Loro spesso ci sentiamo e scrivono, fanno domande, da lì dalle domande che ti rendi conto che quello che doveva essere chiaro, quindi l'etichetta, abbiamo detto ma ormai c'è l'etichetta che chiede, dice un sacco di informazioni, ma le casalinghe, per esempio questa associazione, mi fa presente che sì, dirà anche tante informazioni, ma a volte non sono quelle che servono a loro, e a volte non le capiscono perché sono anche informazioni complesse. Faccio un esempio: la categoria dell'attrezzo di pesca, cioè non è che loro leggono, non so, reti da traino e questo gli cambia l'acquisto fondamentalmente, perché non c'è consapevolezza. Sempre detto questa cosa, sempre Esatto. assurdo. Tanto per. E quindi dicevano: no, ma io vorrei delle informazioni, insomma, che mi sono utili, che poi sono quelle che anche in trasmissione da voi abbiamo detto più spesso, cioè come faccio a essere sicura che di filiera corta, che è un prodotto ittico nazionale, come andare sul sicuro su certe cose. Oppure è anche vero che dici, sì, io adesso lo rispiego sempre, no? C'è il tonno rosso, c'è il tonno beso, c'è il tonno a pinne gialle, c'è la lunga, solo parlando di tonni. Allora, ci sono tutte queste specie e io ripeterò anche in questa trasmissione. Hanno nomi diversi, vedete, uno si chiama in un modo, uno si chiama in un altro. Il tonno rosso è tipico anche del nostro mar Mediterraneo, il tonno pinne gialle che noi mangiamo, oltre il 90%, non vive nelle nostre acque, la lunga invece vive nelle nostre acque, anche quelle molto pregiato, l'obeso non vive nelle nostre acque, ma viene commercializzato anche nel nostro paese. Però giustamente, quando mi scrivono, mi dicono, ma per me il tonno è tonno, cioè vorrei essere facilitata di non dovermi ricordare tonno rosso, tonno pinne gialle, tonno obeso e alla lunga, ma più facilmente dire
questo prodotto è di origine italiana. Tu dicevi prima giustamente il Made in Italy e dici anche nel trasformato, perché è vero che noi non siamo autosufficienti e non lo saremo perché la domanda supera l'offerta, ma è anche vero che io devo essere facilitata quando acquisto un prodotto a capire subito se voglio privilegiare un prodotto interamente realizzato in Italia, che era interamente realizzato in Italia, senza dover chiamare un consulente o un ispettore a dirmelo. Quindi oggi dall'etichetta sia del fresco che del congelato che del trasformato non è facile, anzi è impossibile avere queste informazioni, a meno che non sia il produttore che in modo trasparente decide di darmela, perché per la legge non è obbligato a essere così preciso. Abbiamo detto in quasi tutte le puntate del mio invitato, ma è un argomento che anche a me sta molto a cuore, quindi ripeterlo non fa mai male. Oggi, se si può, chi può, perché costa, stiamo parlando comunque di prodotto ittico, comunque costa, di scegliere un prodotto di un produttore, di un pescivendolo, che sia in supermercato o in pescheria tradizionale, che dichiara scritto in etichetta piuttosto Toscana, Sicilia, prodotto nazionale, prodotto italiano, cioè rischia di più se lo scrive, perché se lo dice a voce, ripeto, potrebbe anche essere che lì per lì ci fa contenti, ma che lo scriva sull'etichetta, considerando che i controlli ci sono, quindi potrebbe venire un organo di controllo e chiedergli tutta la tracciabilità, quindi li rischia di più. Normalmente chi lo scrive ci sono più garanzie che sia effettivamente di pesca nazionale. Scegliamo chi dichiara la provenienza e dà più informazioni possibili. Sicuramente. Ti faccio una domanda però, scusami, invece sul congelato, perché è una cosa che mi ha sempre... Io ad esempio sono, sai, made in Italy, prodotti italiani, però molte volte ci sono anche dei prodotti di qualità, non lo diciamo perché poi diciamo il campanilismo, è giusto comprare italiano perché si aiutano le nostre aziende, perché sono prodotti di qualità, sono prodotti freschi, però c'è anche da dire che molte volte prodotti congelati, mi viene per esempio di immaginare il gambero che della Patagonia, sono anche prodotti di qualità che si possono mangiare benissimo. Ecco, molte volte l'acquirente, te lo dico anche a alcuni miei parenti, mia cognata nello specifico, non facciamo nomi, però va sotto casa a Genova invece di andare alla pescheria, perché in pescheria ha sempre quella cosa titubante, e dice guarda io preferisco scendere, andare nel banco del congelato perché ho un po' più di informazioni, anche se magari non è vero, però vado lì, non so se fresco o non fresco, però è congelato. Sì, tu mi dirai, magari deve essere congelato bene, però se tu sei abituato a un prodotto più standardizzato e per il consumatore che non ha, diciamo, degli appigli molte volte e non si fida, non ha un rapporto di fiducia con il commerciante, che è basilare purtroppo, non dovrebbe essere così nel mondo ittico, e si butta sul congelato alla fine. Secondo te come la pensi? Io diciamo che se uno non è tanto sicuro e non è un gran conoscitore del prodotto ittico fresco, io sembrerà un'assurdità, però gli consiglio anche di prendere un prodotto congelato, perché se non c'è quel rapporto di fiducia e non va da un pescivendolo di fiducia o comunque veramente non ne capisce niente, il prodotto congelato lo tutela, nel senso che almeno sperando, insomma, è stato congelato, ma di solito a livello professionale oggi è veramente difficile sbagliare a congelare un prodotto, sa che può sbagliare solo se lo porta a casa. Intanto cogliamo l'occasione, se siamo d'estate con queste temperature, se andiamo a comprare il pesce congelato, ma anche il pesce fresco, direi di andarci con un contenitore isotermico, cioè quelle famose buste particolari o confezioni particolari che mantengono la temperatura, magari con una freezerina in questo periodo ancora meglio, perché solo la busta, anche se isotermica, se non è di qualità si fa fatica. Invece una freezerina, perché questo previene anche su alcune specie più a rischio per l'istamina, no? Vedi proprio tonno vario genere, quindi varie specie, giallo, piuttosto che tonno rosso, piuttosto che sgombre, piuttosto che le acciughe, previene anche problematiche legate all'istamina. Però quindi il consiglio di portare la borsa isotermica, ma sul congelato anche per evitare che durante il percorso si scongeli, che poi io magari la metto nel freezer domestico, che non è il freezer professionale, quindi diciamo tiene meno
il freddo, se arrivo ed è un po' decongelato e lo congelo di nuovo col freezer domestico, non è che mi fa male, questo voglio tranquillizzare, ma mi perde di qualità, anche dura di meno rispetto alla conservazione che era stata data dal produttore, e sicuramente quello che anche non dobbiamo fare è scongelarlo male. Cioè, scongelarlo male significa decido di cucinarlo, lo tolgo dal freezer e lo metto a temperatura ambiente per ore e ore, poi magari lo tiro fuori addirittura la sera prima per farlo il giorno dopo. Questo non va fatto d'estate, assolutamente no, ma neanche direi d'inverno, perché comunque si scongela male. Cioè, lo scongelamento migliore per mantenere la qualità del prodotto è da fare in frigorifero o direttamente in pentola. Il frigorifero è l'ideale, ripeto, perché uno decide di cucinarlo, lo toglie dal congelatore, lo mette nel frigorifero e lo lascia decongelare a temperatura di refrigerazione, quella del nostro frigo domestico, e si scongela bene. Cosa significa? Che mantiene intatte, non ci sono traumi della struttura cellulare e quindi effettivamente quel prodotto resta valido dal punto di vista nutrizionale, oltre che per la consistenza, il punto di vista sensoriale, che poi il motivo per cui mangiamo il pesce è mantenere intatte le sue caratteristiche, lo mangiamo anche per una questione, ci piace, ma anche per la salute, e quindi è fondamentale non maltrattarlo. Così, quindi è importante, perché a volte dice lo prendo e faccio questa scelta perché non sono bravo e poi magari lo rovino perché lo gestisco male, così come una cosa che sul congelato andrebbe scritta al fresco lo dicono a volte a voce come cucinarlo, però io noto che anche sul congelato sarebbe utile come cuocere questo prodotto, non tanto la ricetta, ma che molto spesso parlo anche banalmente di prodotti, ma anche chi fa prodotto per i bambini. Se tu lo metti in forno ad altissime temperature perché hai fretta, dici vabbè, via dal congelatore, passo al forno, rischio di perdere tutte quelle caratteristiche, ripeto, nutrizionali per cui ho comprato il pesce. Quindi avere più informazioni anche su quanto cuocerlo e a che temperatura potrebbe aiutare molti che oggi non sanno, parliamolo, diciamolo chiaro, più cucinare. Mi metto dentro anch'io, che se non avessi un marito cuoco c'è fare fatica. No, adesso te sei fortunata. Diciamo A tuo marito gli farai le pulci in cucina, però gli chiederai tutto, starei molto attenta. Oppure allora io avrà il terrore sulla scelta delle specifiche. Guarda, in realtà essendo cuoco mi ha messo un cartello col divieto di entrare proprio in cucina a rompere le scatole, perché ero lì che volevo fare prove su questi pesci che chiamiamoli alternative, in realtà sono le nostre specie, e allora spesso e volentieri, ma perché non mettiamo nel menù i moli? Ho capito, però ogni momento venivo su specie. Guarda, anche ad esempio il mugine dalla gaggia d'oro, il cefalo dorato, è un pesce che è una cosa meravigliosa, e lo dico ai consumatori, è un cefalo che il cefalo è molto standard, ce ne sono 3-4 specie, questo con la macchia d'oro sul fianco, un pesce di prima qualità, e molte volte viene buttato nel mercato come fosse una specie, diciamo, come fosse il cefalo da porto, no? Da quello che vedi che all'interno dei porti. Valentina, come possiamo informarci, seguirti e chiedere informazioni a Valentina Tepedino? Allora, intanto, dato che mi inviti spesso, seguendo sempre le tue trasmissioni, perché comunque quando vuoi io ci sono. Grazie. Poi gratuitamente è possibile fare nei commenti, dove vedete la locandina con lo sportello informare per non abboccare, sui social del Movimento Italiano Casalinghe, che lo trovate sia su Instagram che su Facebook. Sui social c'è la locandina una volta ogni settimana, 10 giorni, ma anche su una locandina precedente. Fate una domanda e nel giro di una settimana al massimo ci sarà una risposta relativamente alla domanda, dove indicheremo quello che appunto riteniamo sull'argomento. Questo è attivo per tutto il 2024, un servizio che appunto sarà attivo. Grande Valentina, penso che sia un servizio essenziale, e ogni tanto vedrai, magari cambierò nome, ti farò qualche domanda anch'io. Perché sì, ma tanto sia maschi che non cambia, il movimento si chiama così. No, ma io dovrei sapere le cose, io dovrei saperle, mica. No, ma lo fai per gli altri, ma diverse volte capita che perché poi non tutti sanno usare i social, quindi magari è anche comodo, no? Perché
tu magari fai la domanda per qualcuno che per sapere come comprare, soprattutto a questo punto come cucinare, come conservare i prodotti ittici. Io ringrazio Valentina Tepedino, lo ricordiamo, direttrice di Eurofish Market, ma soprattutto del blog Informare per non abboccare. Io vi lascio adesso a qualche secondo di pausa con, diciamo, uno dei cantautori più elogiati da questa radio, che è il nostro amico Giorgio Gaber, dal Teatro Canzone Il comportamento. A tra poco. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. La linea. Allora sono le 19:33, siamo quasi in chiusura perché tra pochi secondi vi lascio al qui Parlamento. Io vi ringrazio naturalmente di essere stati collegati e avete ascoltato, avete sopportato questa quasi 2 ore di corsa dove abbiamo parlato un po' di tutto. Siamo andati dall'Unione Europea con il grande Carlo Cambi al problema del caporalato nelle Langhe e all'ultimo, insomma, la chiacchierata con la nostra amica Valentina Tepedino con i suoi consigli utilissimi. Io vi saluto, ci risentiamo lo prossimo venerdì, vi lascio al qui Parlamento. Con chi abbiamo, Andrea, per il qui Parlamento stasera? Eric Umberto Pretto sul decreto semplificazione urbanistica. Il grande Eric, un grandissimo amico veneto, direttamente dal Veneto, quindi avrete l'amico Pretto che vi parlerà del DL Semplificazioni.
Io vi lascio subito dopo il Qui Parlamento con i Rush, avrete un bel pezzo di musica che naturalmente riprende anche un po' il significato della radio, della libertà della radio, che è The Spirit of the Radio dei Rush, direttamente dal 1980. Noi ci risentiamo il prossimo venerdì e, come dice l'amico Antonino Danna, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Lorenzo Viviani, al prossimo venerdì. Ciao! Qui Parlamento. È nostro dovere, oggi, ricordare la strage avvenuta 32 anni fa, il 19 luglio del 1992, a Palermo, in via D'Amelio, in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Agostino Catalano, Emanuele Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Servitori dello Stato a cui tutti noi dobbiamo essere sinceramente riconoscenti per l'esempio di fermezza e rettitudine che ci hanno lasciato. Una strage che si inserì in un chiaro progetto condotto dalla mafia in quegli anni, ovvero quello dell'eliminazione fisica di coloro i quali avessero la concreta capacità di mettere in crisi le dinamiche tipiche della criminalità organizzata, fondate sulle peggiori attività illecite. È dunque giusto e necessario ricordare ogni qualvolta ve ne sia l'opportunità le personalità che hanno contribuito a combattere le mafie dentro e fuori i confini del nostro Paese, dimostrando soprattutto con la nostra attività legislativa di aver saputo trarre un grande insegnamento da quei fatti. Lo Stato, attraverso le sue varie diramazioni, in maniera sinergica deve saper continuare senza esitazione la lotta contro le organizzazioni malavitose, con l'obiettivo di garantire la salubrità economica e sociale dei nostri territori, per consentire ai nostri cittadini una piena e concreta libertà, priva di ogni condizionamento. Un'attività che deve essere incessante, sotto il profilo normativo certamente, ma anche comunicativo, da condursi dentro e fuori le sedi istituzionali, coinvolgendo scuole, amministrazioni locali e associazioni. Soltanto così potremo onorare veramente la preziosa eredità che abbiamo ricevuto attraverso il loro estremo sacrificio. Lo dobbiamo. Qui